era orfana di genitori, non certo di bellezza, fu scelta dal re di Persia per la sua grande saggezza. Aveva gli occhi corallo, ma nel cuore un chiodo di spillo. Si sposò senza dire parola, lasciandosi dietro la sua memoria. I segreti non reggono all'usura del tempo, si spezzano davanti alle frecce del vento, si spezzano davanti alle frecce del vento. Lei, regina del mondo, restava muta, muta di dentro, quando il ministro decise di sterminare il suo popolo, il suo mondo. Decise allora con foga di mettere a rischio la sua vita alla gloria. A cosa serve il potere se umilia la storia, la storia? I segreti non reggono all'usura del tempo, si spezzano davanti alle frecce del vento, si spezzano davanti alle frecce del vento. Sorpresa fu grande sotto gli occhi di tutti quando Ester decise di non fare più trucchi. Abbandono tutte ricchezze e difese i suoi cari. Solo un principe onesto gli avrebbe dato le chiavi. I segreti non reggono all'usura del tempo, si spezzano davanti alle frecce del vento, si spezzano davanti alle frecce del vento, La storia poi ci racconta il coraggio di Ester, la regina di Persia. Ridono arcobaleni alle sue feste, un esempio di chi ha saputo ridare al suo corpo un'anima e un cuore, un esempio di chi ha saputo ridare al suo popolo dignità e amore. I segreti non reggono all'usura del tempo, si spezzano davanti alle frecce del vento, si spezzano davanti alle frecce